Assessore Rodrighero, parliamo del turismo religioso in città a Padova. I dati sono confortanti. Sì, c'è stato un aumento del 5% della motivazione religiosa al turismo in città. Negli ultimi dati che abbiamo raccolto, nella comparazione 2014 e fine ultimo semestre del 2014 con i dati dell'anno precedente, la città di Padova si pone al sesto posto in Italia per turismo religioso e il Veneto al primo posto in Italia. Va recuperata una dimensione di comunicazione dei vari siti che la città offre, non solo il Santo, che pure attira 4 milioni di visitatori l'anno, insieme a tutta l'altra realtà, dalla realtà di Santa Giustina al santuario di San Leopoldo, alla realtà francescana e alle innumerevoli altre realtà religiose che hanno in sé anche però degli elementi assolutamente preziosi e interessanti di ordine artistico per implementarli, per cui abbiamo pensato di organizzare la prima borsa del turismo religioso dal 3 al 7 ottobre, comprendendo quindi la data di San Francesco il 4 ottobre e di Santa Giustina il 7, in modo tale da mettere a sistema questa ricchezza. Avremo anche dei workshop di riflessione sul turismo religioso nel Veneto, in accordo con la Regione Veneto, e avrà anche un carattere internazionale perché ospiteremo la Polonia e il Brasile. Ecco, è la prima borsa in questo senso in Italia che vuole promuovere l'incontro fra domanda e offerta, cioè fra gli operatori del turismo religioso e gli operatori che offrono turismo e quindi i tour operator. Lo faremo nella Basilica della Ragione, nella Sala della Ragione, e quindi anche in un contesto che evoca la storia del nostro territorio.